Ultimo appuntamento con l'avvocato Riccardo Mazzon, ospite del dottor Paolo Madeschi. L'argomento di oggi, i diritti del malato. Vediamo il servizio. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione del Videosound che parla dei problemi della salute del nostro territorio. Ecco, molto di attualità è dall'anno scorso, ma quest'anno si ripete la situazione, del diritto di ogni cittadino di essere curato nell'ambiente ospedaliero, pubblico-privato non ha importanza, di cui lui ha fiducia. Cioè, voglio dire, un paziente vuole essere operato di un intervento chirurgico o di un intervento ginecologico, vuole andare da quel ginecologo, da quel chirurgo che ha fiducia e non può andare perché non è nel territorio suo. È giusto? Allora, ormai è assodato a livello internazionale, e cito solo alcuni dei documenti internazionali ormai sottoscritti dai vari paesi, ad esempio la Carta dei diritti del malato sottoscritta a Bruxelles nel novembre 2002, oppure anche la dichiarazione sui diritti dei malati di cancro del maggio del 2002, ma ve ne sono anche di precedenti. È assolutamente assodato che qualsiasi paziente deve poter scegliere la struttura a lui più confacente. Vi sono però, e direi che ormai sono riconosciuti generalmente, proprio dei diritti anche di trasparenza riferiti al paziente che chiede di essere ricoverato in una struttura sanitaria. Cioè, nel momento in cui viene ad effettuare la richiesta, viene messo in una sorta di lista, no? di aspettative. Ecco, lui ha diritto intanto di avere le motivazioni del perché eventualmente quella struttura ritenga di non aderire alla sua richiesta, e ha anche diritto di avere proprio la visione della lista per poter verificare se effettivamente la lista è compilata in modo adeguato. Questo è assolutamente giusto, non tutti sanno, noi abbiamo una lista, non possiamo, per dire, io non posso operare, mettiamo anche una banalità, un'ernia, prima di una che è stata vista un mese prima. Devo rispettare questo e abbiamo i controlli. Però io volevo dire questo, credo che possa essere quindi illegale il fatto che io da 2 anni, per esempio, io nella mia struttura, quindi nel mio reparto, non posso operare un paziente di Chioggia. Persone che da Chioggia venivano per farsi curare le ulcere alle gambe da me, dall'anno scorso non posso perché Chioggia non è fuori, perché sembra che non paghi. Io credo che non sia un fatto legale. Ritengo che complessivamente il diritto alla scelta della struttura in questo caso sia effettivamente leso. Se è previsto da leggi nazionali o regionali, oppure da anche magari carte dei servizi, ecco, l'utente dovrebbe poter rivolgersi al magistrato e il magistrato dovrebbe poter disapplicare questo tipo di normativa in quanto in contrasto con la normativa superiore a livello costituzionale, oppure eventualmente eccepire l'incostituzionalità della norma, demandare il caso alla Corte Costituzionale, la quale dovrebbe decidere in questo senso, cioè dichiarare incostituzionale una norma che si pone assolutamente in contrasto con il diritto. Perfetto, bene, quindi avete sentito che sono consigli molto utili. Ringraziamo l'avvocato Mazzon e noi ci vediamo fra una settimana con una nuova puntata.